cambio, vai. Anche questo, scusate, anche questo. Lui l'ha fatto vedere, 1, 2, sempre in tensione la mano e vado qua, bam, questo, aumento la cosa del tronco, aumento la cosa delle spalle, perché le spalle sono quelle che portano anche i colpi, e mi alleno su questi muscoli che ho. Andiamo, cambio. Ok, cambio, vai tu. Anche questo. Gambe larghe. 1, 2. Allora, adesso io intanto vi faccio recuperare un minuto, intanto chiacchiero. Entriamo nel vivo adesso, nel lavoro specifico di oggi. Qual è? Nel cercare di fare qualcosa di diverso dall'ordinario, di cercare di uscire da quel classico schema sullo stesso asse di combattimento, uno io, uno tu, uno io, uno tu. Cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Che cosa possiamo fare? Non mi salto. Hai visto, non giù. La testa dei vostri occhi, tirate il destro, almeno la testa dei vostri occhi, qua, non più giù. Ad abbassarlo faccio sempre il destro, è faticoso, tirate giù. Cambio, adesso facciamo 1 e 1. Quindi, diretto sinistro, diretto destro andando indietro. Intervallate da quella frazione di secondo che vi permette di capire quello che sto facendo. Quindi, diretto sinistro, fuori dall'asse, guardate qua. Sono qua, quindi la testa è allineata su questa riga, diretto sinistro, diretto destro. Ok, spostiamo il spostamento, qua. Bene, via. 1, 2. Alzate le mani. Non urlate. Allora, adesso che è finito, Gabriele, per favore, un attimo qua davanti. Questo è il mio bersaglio. Questo è il viso, è il faccione di Gabriele qua, davanti a me. Quello che abbiamo detto prima, siamo sullo stesso asse di combattimento. Vado dentro. Usciamo da questo schema. Posso fare anche questo, fuori. La testa si disallinea rispetto al normale. Vado fuori. Fuori. Ok? Stessa cosa per il destro indietro. Il destro non è dritto, il destro è fuori. Vado qua, fuori. Esce sempre da questa linea. Quindi, sinistro, destro. Va bene? Solo con il semispostamento. Con lo spostamento è più facile. Mi muovo, devo spostarmi per forza, se voglio muovere tutte e due le gambe devo togliermi da lì. Ok? Quindi esco di lato. E faremo anche questo. Quindi, adesso facciamo la stessa cosa, usciamo fuori dall'asse, cose semplici, ne faremo 2 o 3, non di più. Come faccio ad uscire fuori? Con lo spostamento, diretto sinistro in uscita. Sposto le gambe fuori, sono fuori dall'asse di combattimento. Con uno spostamento stavolta, tutte e due le gambe. Quindi, vado fuori, tutte e due le gambe, sinistro e basta. Ok? Tutte e due le gambe, non è aperto, è uno spostamento. Ok? Ruotando verso sinistra. Il bersaglio non cambia, ragazzi, È partito il tempo, via. Il bersaglio non cambia, siete voi che dovete uscire. Ecco, la testa dell'avversario è sempre lì. Non è che si sposta pure lei. Il bersaglio è sempre qua. Questo è il testone. Ok? Cambia il modo di agire, ma la testa dell'avversario è sempre lì. Quindi, se io mi muovo, esatto, la testa, la faccia dell'avversario è sempre là.
via, ritmo, 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 ci sono gli spostamenti in gioco, muoviamo un po' di più le gambe. Non lo faccio da fermo, mi sto muovendo. Sto lavorando e vado fuori col sinistro. Il vostro avversario può replicare col destro. Tum, guarda, pam. Allora, o sono sicuro e sono più veloce e lo frego sul tempo, e questo va benissimo, perché più delle volte è anche il pugilato è a rischio, no? Io devo rischiare anche per vincere la ripresa o il match, è un rischio, però se sono convinto di fare la cosa, la posso fare. È come quelli che sono mancini, gira dalla parte destra, gira perché... no, io più delle volte faccio fare gli allenamenti dalla parte di qua perché sono sicuro che se me lo tira io schivo, boom, e lo prendo di sicuro, perché sono sicuro di quello che faccio. Ok? Allora convinti di fare le cose e sempre tenere sulle mani nel ritorno dei colpi. 1, 2. In questo caso qui io posso partire qui e sono più veloce, ma non riporto indietro il colpo, perché se lo riporto indietro mi ci vuole più tempo per allungarlo. Siccome sono due colpi, 1, metà e 2, e do la spinta. Quando sento che il secondo colpo va a segno, io sono già a portare sotto, sopra ed esco. Ok? Allora, come avete visto abbiamo fatto poche cose, però queste devono restare. Quelle 2 o 3 cosette che abbiamo Questo fatto. deve farlo, Però per farvele entrare dentro, come dovete farle? Devo provare, riprovare, riprovare. Come? In allenamento, quando faccio sparring condizionato, quando faccio i guanti. Se non le provo e dico ma sì, tanto l'ho capito, poi quando combatto le farò. Non esiste, le farò, le provo lì al match. No, chissà che vi passa per la testa poi quando state lì sopra. Per cui le devo provare in palestra, da solo, col compagno, sparring condizionato, guanti. Per forza, non ne esco, è così. Non posso dire vabbè adesso l'ho capito poi lo provo là. No. Allora adesso ci mettiamo tutte le protezioni, guanti, bendaggio delle vite, paradenti, caschetto e proviamo un altro paio di cosette. 2 di numero. Sì, perché Ok? col guantone è meglio. 2 di numero, così poi dite che ho fatto 300. Quindi qua vai con Bertotto. Che Bertotto è più... Lo volume? Fanno spani perché ti tirarsi una mano. Allora, 2. E allora rimane un attimo fuori che poi rientra al minuto a minuto. Sì. Possono dei 10. Allora vieni qui con me e fai gli esercizi che fa lui. Ok. Allora, prendiamo spazio così abbiamo ognuno il proprio spazio. Allora, lavorate col sinistro. Adesso vi facciamo vedere l'esercizio e lo fate al salto. Sta qua, prendete tutto lo spazio che volete, ce n'è abbondanza. Aspetta, No, sono quello che sono dispari. Sono le coppie. Coppie, vieni con lui, dai. Dopo cambiamo. Tanto non è che dobbiamo massacrare, dobbiamo imparare. esatto. Ok? Non è per una gara chi è più bravo, chi impara prima, chi picchia più forte. No, per imparare devo metterci un pelino di forza in meno, un pelino di velocità. L'evoluzione dell'apprendimento qual è? Controllo, velocità, forza. La forza dove sta? L'ultimo. Ok? È importante. Allora, che cosa dobbiamo fare adesso? Proviamo un attimino a fare quei sinistri che abbiamo visto adesso in uscita, ok? Li proviamo a fare muovendomi quindi con riferimento dell'avversario, un sinistro sull'asse tradizionale, un sinistro verso l'esterno. 1, va bene? Quindi parto prima io, 1, 2, parte lui, 1, 2, sempre qua, sempre
Bravo, è quello il lavoro. Ok? Ok, questo. Però i mancini come fanno? Stesso lavoro. Sì, allora il mancino deve fare la fotocopia. Casomai facciamo una cosa, chi è il mancino? Sei qua? Proviamo a fare una cosa. No, facciamo lo stesso. Lui è il mancino. Ok, esatto. Ci rendiamo il favore. Quando agisce il mancino ci mettiamo in guardia lei, guardia mancina. Quando agisce quell'altro gli rendiamo il favore, va bene? Così proviamo tutte e due. Agevoliamo la guardia dell'avversario. Quando agisce il mancino, guardia sua, ok? E poi gli rendiamo il favore dall'altra. Ok? Ok, allora quando agisce lui che deve fare l'azione, gli metti guardia destra. Poi lui deve uscire dall'altra parte. Allora, sinistra, fuori, incrociato sotto, diretto sinistro, gancio destro. Non Rifare uscite la troppo! stessa identica cosa, solo di quando sta attento si mette in guardia qua, ok? Quello, va bene. Stop, fuori, pam, pam, pam. E vado via. Vado comunque qua. Certo, Nel bravo. mento. Uno, Tasto il terreno. Questo poi arriverà qua. incrocio il mento ancora. Sotto. Oh. E poi, Lo stesso quando, non è che va via. esatto, quando lui è già qui, io cosa posso fare? O mi cambio e faccio questo, ok? Oppure posso fare un'altra cosa. Se quel sinistro di incontro non mi va, perché non è detto che bisogna fare le cose sempre quelle, ma questo è un esercizio buono. Prendere il tempo, chiamato, mi prende il tempo, ma io non so che cosa. Infatti, il primo avversario, cioè il primo pugile che vi prende il tempo, perdete il match. Se non cambiate, situazione di cambiamento nell'azione del match. Se il vostro tecnico ve lo dice, se no è una cosa già persa. Ed è brutto, ragazzi, che siete bravi e che qualcuno vi prende il tempo. Se vi prende il tempo vuol dire che è più bravo di voi. E questa è la mentalità. Non è perché io ho il fisico, posso resistere, è la mentalità. E cerco di farlo entrare a sbagliare. Ma devo essere io vincitore. Anche su queste cose che sono molto importanti. Io sono qui, mettete in guardia. Tu, ecco, io lo so che se lo tocco, lo disturbo, lui reagisce. Perché lo disturbo. Lui non sta lì a prendere i colpi, no? Allora, pam, questo, 1, 2. Poi parto, pam, pam, e poi vado via. Ma non andare laterale, che poi dopo non riesco neanche più a entrare. E due, anche se lui poi mi evita questo, io sono già qua. E rischio, ragazzi, il rischio ci deve essere. Non è che le cose devono essere sempre facili, perché sopra qui ci possiamo distinguere su certe cose, ma quando sei lì, sopra, non scappi più. E le cose le devi fare per forza, per qualsiasi casa anche intervento.
dobbiamo rientrare perché subiamo il contrattacco dall'avversario, voi dovete sempre pensare il contrattacco del vostro avversario, sempre, perché non è detto che vi avvisa quando vuol mettere i colpi. Lui in qualsiasi posizione, il vostro avversario vi vuol mettere i colpi. Noi dobbiamo essere pronti. Allora, uno lavora col sinistro e quell'altro risponde, no, lavora con uno, due e l'altro risponde solo col destro. Pugile A, uno, due può fare, uno il gancio, uno il montante, può fare quello che vuole con due colpi e il pugile B risponde col destro. Solo col destro, ma il destro può essere montante, gancio. Avete capito? Perché non c'è solo un sinistro, ce ne sono 17 di sinistri da tirare. Perché il sinistro non è solo dritto, è quello interno, quello esterno, semigancio, sempre con la mano sinistra. Allora, se io sono allora il pugile A deve mettere due colpi, uno, due, e quell'altro deve rispondere col destro. Può rispondere col gancio, può rispondere col montante, è un po'. È difficile l'azione, ragazzi, e non è detto che bisogna sempre farla in ogni momento. Si deve fare quando c'è l'occasione. Io posso far tirare l'1-2 al mio avversario e magari lo mando vuoto, oppure sono qui che me lo mette sui guantoni, io magari in quel momento lì non rispondo, ma posso rispondere alla seconda azione che mi fa. Invece se io parto all'inizio e tum, ecco, in questo modo qui parte più veloce, anche tum col montante, sempre avere la posizione del colpo e sempre in movimento, ok? Andiamo, via. Decidete che il pugileo mette, esatto, fa l'1-2 e quell'altro deve rispondere col destro.
colpo solo, andiamo! Bravo, tutto quello di fare portarlo Sulle mani, va bene il movimento davanti, infatti non si riesce a trovare, però sulle mani. sei sicuro solo per questo corso? Se non prende un'azione di continuo, se non fa 1-2, vai dietro, attaccando, 1-2, tanto prima o poi lui mi attacca, io devo essere subito pronto al suo contrattacco. Allora, 1-2, vieni avanti, 1-2-3 e subito io devo riattaccare. Ma nel mio attacco, in finale, lui mi deve spostarsi a destra o a sinistra, perché se sta lì ancora, sta subendo ancora le mie azioni. Vieni qua. Ok? Controllo il diritto. Allora il pugile A attacca, buona. subisce il contrattacco e il contrattacco ancora. Il pugile A attacca 2 volte. Allora invece lui è bravo perché questo è un addestramento, non è un match, no? È un addestramento, allora pam. Lui come sente il terzo colpo, viene avanti, 1, 2, 3 e io subito. Lui è bravo se mi va a destra o se mi va a sinistra, perché mi ha evitato il mio contrattacco. Questo dovete fare, questo. E deve essere una cosa sempre, ma sempre, perché vi deve venire. E questo è il gioco di gambe, che c'è sempre. Proviamo? Andiamo, via. Pugile A, attacca 2 volte. Via, vediamo. Sì, dopo cambiamo. Sono cose di addestramento, Vediamo. Ehi, ragazzi, oh, stop. Vi ho fatto vedere un attacco, ho fatto vedere un contrattacco, ma fatelo, mi sembrate delle mucche, ragazzi. Se io voglio fare un'azione, non è, tutti conti, è un'azione di attacco. So che questo mi deve fare il contrattacco, vado indietro, poi subito sono pronto ad agire. E finisco nell'azione vincente. E questa è la cosa, che io parto vincente e finisco vincente nelle azioni. Avete capito? Dai, ricominciamo, su! Oh! Perché non parti? Se lui ti mette il conto, perché vai indietro? Devi agire, subito, andiamo! Vediamo! No, perché sarei anticipato! Fallo partire lui, che finisca l'azione. 1, 2, 3. Oh! Invece di andare indietro la seconda volta, o a destra o a sinistra, lo fai questo. Andiamo! Hai visto? Quello, dai, non è una cosa difficile! Andiamo! Oh, via, a destra e a sinistra, via, andiamo! Adesso puoi girare così girando. Basta! Quante cose fa? Poi rimane lì! No, ho il diaframma. Vedi?
la gamba. Allarga la gamba. Veloce. Deve seguirlo qua.